Io non so se lo schermo sta andando, non so se lo schermo sta andando, non vedo gli schermi. Qualcuno mi dice di sì. Ecco, allora abbiamo la Buitoni, se l'è presa la Svizzera, abbiamo la Perugina che se l'è presa la Svizzera, abbiamo l'antica gelateria del Corso, sempre svizzera, la Stock, la famosa Stock, vi ricordate? Vecchia Romagna, Germania, la Locatelli è svizzera, la San Pellegrino è svizzera, l'Algida è olandese, la Fiat ferroviaria è francese, la Bottega Veneta è francese, Fendi è francese, la Peroni è inglese, la Benelli è cinese, anche la Benelli, cazzo, ci siamo svenduti anche la Ducati, il prosciutto di San Daniele, per mettere delle pezze nel culo da usare nel nostro sedere. Poi, mi è scappato. La Benelli alla Cina, Carpelli e Sasso, Bertolli alla Spagna, Galbani alla Francia, Osvaldo Carboni alla Francia, Bertolli all'Olanda, la Fiat Avia agli USA, la Fastweb, ci siamo svenduti anche le linee, ci svendiamo così. Il futuro, è il futuro, cazzo, la telecomunicazione, le prime 10 multinazionali del mondo, le prime 10, non c'è più il petrolio, non sono più aziende automobilistiche, sono le prime 10 multinazionali del mondo, sono di telecomunicazioni, e noi avevamo una cazzo di Telecom, è stata svenduta da 3 magliari di 3 banche, di notte al sabato, se la sono svenduta così, aveva un valore di 0,50, l'hanno venduta a €1, e gli spagnoli se la sono presa perché hanno preso un cadavere, perché fanno così. Prima comprano un'azienda, la spolpano, la comprano a debito, la spolpano e lasciano il cadavere. Oggi chi licenzia fa profitti. Chi licenzia fa profitti, accorpano, licenziano e danno i dividendi e lasciano cadaveri. Noi non dobbiamo più permettere queste cose. Il welfare ce lo dobbiamo conservare. L'acqua, adesso nel Parmigiano hanno staccato l'elettricità e l'acqua in inverno a centinaia di famiglie. Staccano perché abbiamo dato l'acqua a 30 anni di contratto ad aziende spagnole, ad aziende americane, a Veolia. E poi il comune fa la società, il 49%, il 51% se lo tiene il comune, quindi alla maggioranza, e il 49% lo dai a Veolia. Ve lo immaginate voi il sindaco che va lì a parlare con una multinazionale Veolia, se può condurre lui il gioco? E staccano come in Sudafrica, staccano, e poi con chi te la prendi? Con un call center che sta a Manhattan. Con chi te la prendi? Allora, fine di questo. Il welfare è un linguaggio. L'acqua pubblica, la scuola pubblica, la sanità pubblica sono stati i nostri padri a farsi un culo così per 50 anni. Non possiamo farlo svendere da questi dilettanti allo sbaraglio. Adesso la multi-utility, Iren che gestisce gas, acqua, luce, rifiuti, Iren di Genova. Ci siamo entrati nei conti a 3,5 miliardi di deficit. Fosse una società normale sarebbe già coi libri in tribunale. Al monopolio, hai capito? Fanno SPA con dentro le SPA i comuni. I comuni sono azionisti e clienti. Va male come azionista, aumentano le rette ai cittadini. E fanno questo in questo momento. L'hanno fatto a Padova, con la municipalizzata di Padova. Valeva 800 milioni la municipalità di Padova. L'hanno quotata a 400, la metà. La banca che ha fatto la transazione ha detto: ma perché l'avete quotata così bassa? È stata inglobata. No. E vedete come fa queste cose? Perché fanno così? Basta. Non possiamo più permetterglielo. Io adesso voglio presentarvi chi viene dopo di me. Sono persone straordinarie. Abbiamo il più grande criminologo del mondo, perché Nils Christie è un norvegese. È arrivato ieri sera a Genova dalla Norvegia. La prima cosa che mi ha detto: hai mica un maglione che fa un freddo? Dalla Norvegia. Abbiamo delle grandi sorprese. Avremo gente che parla
di povertà, di acqua, di telecomunicazioni, di giustizia, perché abbiamo uno dei più grandi esperti di giustizia, abbiamo un architetto che fa cose meravigliose di bioedilizia. Dobbiamo andare avanti, pensare veramente in un altro modo, mandare a casa, in una casa che la costruiamo apposta per mandarceli, e andare oltre questo dilettantismo politico e questa falsità. Sono falsi, e lo vedo con questi ragazzi che sono dentro, cosa patiscono. Fanno la legge sul femminicidio, bene, dentro ci mettono il paragrafo 5 che abolisce, il paragrafo 7 che abolisce la legge 41, e hai mezz'ora per votare il femminicidio. Vai a vedere cos'è, è che quel paragrafo lì toglie il comma che aboliva le province, quindi attraverso il femminicidio non aboliscono più le province, e poi noi non abbiamo i soldi per fare il reddito di cittadinanza. Noi ce li abbiamo, aboliamo gli F-35, le missioni del cazzo in Afghanistan, andiamo, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, togliamo queste cazzo di province e facciamo un referendum sulle regioni, ci togliamo dai coglioni anche le regioni e basta. Dobbiamo pensare in un altro modo, siamo costretti a immaginarci un altro modo, e c'è un altro modo, e arriva col Movimento 5 Stelle. Io vi abbraccio e se vedemo. Ciao a tutti. Bene, ragazzi. Quindi abbiamo ascoltato